Simeone con Spalletti ha fatto 6-7 gol. 2 anni fa, ma il Napoli prima dello scudetto non avrebbe mai perso 3-0 con il Verona fuori casa. Il Napoli non c'è più. 2 anni fa non c'è più, è perso, non c'è Ma io più. parlo del Napoli precedente a 2 anni fa, quello con Spalletti. Sì, ma stasera Conte, non so se l'avete sentita le sue dichiarazioni, lui si è umiliato davanti al popolo napoletano, ha chiesto scusa per quello che è successo, perché è una cosa vergognosa. Però purtroppo i gol chi li deve fare? Il Napoli ha battuto 13 calciatori, 13. Chi deve fare i gol? La squadra del Verona, l'abbiamo vista la squadra del Verona, vengono dalla Serie B. Ho capito, ma loro hanno giocato, noi non abbiamo giocato, abbiamo giocato solo il primo tempo, ma non abbiamo i calciatori, chi è che non abbiamo, allora c'è, Simeone è meno forte dell'attaccante del Verona, non penso. Noi non abbiamo la punta, il problema è che Conte te l'ha già detto prima di venire qua, che lui è in difficoltà. Conte mette le mani avanti, è abituato molto bene lui. Lui è abituato bene, mette le mani avanti così se cade si poggia con le mani, non cade con la testa a terra. Siamo due tifosi del Napoli, certo. Secondo te è normale? Cioè, chi è che doveva fare gol stasera? Non è normale, ma non puoi tu, dopo la partita col Modena in Coppa Italia, sparare a 0 sulla società. Perché mancavano 20 giorni alla fine del calciomercato. Siamo bloccati da Osimhen, che ci possiamo fare noi? Allora, un giocatore come lui riesce a bloccare una situazione del genere. Sì, perché il Napoli non è Real Madrid, non è il Manchester City, né il Barcellona. Domenica prossima ti aspetti un'altra partita del genere? Lo so, ma io non pensavo di perdere 3-0. non li fai, 3-0 è assurdo, non abbiamo messo un piede in area di rigore. Il problema Napoli si finisce dal momento in cui Napoli inizia a acquistare le punte centrocampisti. Noi non ce ne vuole mica solo uno, ce ne vogliono minimo 3 acquisti. Capito, poi dopo riusciamo a vedere il Napoli. Ma aspettavi di perdere 3-0? Non mi aspettavo, ma neanche di vincere, ma neanche di vincere. Ti aspettavi di vedere questo gioco? Ma io sinceramente, sono sincero, sì? con mia moglie. Io ero preparato a questa situazione perché lui l'ha detto in settimana, dice guardate, vicini napoletani, ragazzi perdete quello che avete visto fino adesso perché la situazione è tragica. Abbiamo giocato col Verona però, non con la Lazio o col Bologna. Verona si è salvato in extremis l'anno scorso, ha fatto i play-out. Il Modena è stato messo malissimo. Appunto, abbiamo pareggiato. E quindi il mister faccia un bagno di umiltà che a calciomercato ci pensa il presidente. Gioca lui, No, lui no. Ma lui perciò da 2 anni era non la stessa cosa, lui ha detto la stessa cosa, tu stai dicendo diversamente. Da 2 anni il mister era senza contratto, nessuno che lo cercava. Come mai? Guarda, come mai? Vabbè, avete idee opposte, quindi diciamo non vi trovate. Non arriviamo alla fine perché io giustamente dico il Napoli non ha gente che fa gol. Simeone l'anno scorso, 2 anni fa ha fatto gol, ma le faceva pure Cavarri, facevano tutti segnavano. 2 anni fa è finita quell'epoca, non c'è più. Adesso dobbiamo ricostruire, dobbiamo vedere quelle che riusciamo a fare, ma senza attaccanti non si fanno gol. Ha detto Conte che col 4-3-3 siamo arrivati decimi. E sul 3-5-2 dove ci porta? Con 2 braccetti. Il Napoli sono 10 anni che gioca 4-3-3. Non ribatte più lui, finisce pari in parità. Sono proprio desolato. Sono deluso più che altro. Col Bologna. Mi aspettavo qualcosina in più, a livello proprio di gioco, perché allena da un mese lui, Adesso non voglio pensare che quello che ha fatto la doppietta stasera sia più forte o più in gamba di Politano o di Kvaratskhelia, che non ha trovato l'aria stasera. Quindi colpa c'è da ambo le parti, quindi è inutile che viene a dire che la società deve fare acquisti. La società deve fare acquisti, ma tu pensa ad allenare, a giocare, a creare altri meccanismi per entrare in area. Ha fatto 2 cambi al 30°, ma come puoi pretendere di ribaltare una partita al 30° senza fare cambi? Abbiamo mandato via un allenatore come Ancelotti, che a Napoli non andava bene. Ancelotti ha vinto 6 Coppe dei Campioni. 6. A Real Madrid, forse pure se va lei, arriva in finale ai quarti finali di Champions. Conte dovunque è andato, non è che ha fatto male. A Tottenham, forse. Ma forse quella partita. Quella partita. Allora, è andata all'Inter, ha fatto spendere Moratti, si è indebitato e è fallita l'Inter. È andato dove è andato più? Al Chelsea? Vabbè, all'Inter ha vinto lo scudetto. Sì, vabbè, ci mancherebbe. Per chiudere, così va via anche lui. Per chiudere, il problema della società è Conte. Di entrambi. Di Chi entrambi. paga, Conte o De Laurentiis? È ovvio che paga De Laurentiis, ma io pago l'allenatore per cercare di segnare. Capito, ma se Di tu certo non mi segna il se tu presidente. non mi compri chi fa gol, io a chi devo mettere? Allora vado a Se fare pure portano l'allenatore, ma 4 vado io e me lamento dei giocatori. 4 ragazzi della primavera, 4 sulla panchina, 4 che non squadre sappiamo fanno- neanche chi sono. Le altre squadre fanno esordire i ragazzi della primavera, a Napoli non si può. Ma manca 10 minuti.
Andiamo Sacco avanti. Colì in panchina, 3 metri di giocatore, non poteva stare. Domenica il Napoli che fa? Con Bologna. Se la suda di nuovo col Bologna. Che fa? Secondo Se la te suda. è un risultato? Pareggia, Anche io sono. pareggia. Vedremo. Vi Buonasera. ringrazio per questa Buonasera. bellissima disamina. Ciao.